Oggi ci occupiamo degli effetti della pandemia Covid-2019 sui bilanci delle società di capitali. Come sappiamo, la pandemia Covid-19 ha comportato per il governo la presa di posizione su determinate questioni riguardanti in primis la vita sociale dei cittadini. Siamo stati molto limitati negli spostamenti e questo ha interessato, oltre alla collettività in generale, anche e soprattutto le aziende. In realtà le aziende chiuderanno i bilanci 2020 con forti perdite, non tutte ovviamente, ma ci saranno settori critici. Penso per esempio al settore alberghiero, della ristorazione, dei grandi eventi, piscine, palestre e quant'altro. Tutti questi settori sono stati ritenuti in realtà dal legislatore, dal governo, dei settori che offrono beni e servizi non essenziali e per questo motivo sono state prese delle misure restrittive a causa appunto della pandemia Covid che hanno comportato la chiusura in alcuni casi per lungo tempo lungo l'esercizio 2020, ma questi effetti si stanno ripercuotendo anche nel 2021 perché ad oggi ancora ci sono settori quali per esempio il settore turistico alberghiero che non sono assolutamente partiti del tutto. Allora cosa succede? Gli effetti negativi si riverberanno certamente sui numeri dei bilanci che andranno a essere depositati a registro imprese, quindi sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2020. Noi sappiamo che in linea generale, quando una società di capitali, sia essa una SPA o una SRL, chiudono il bilancio in perdita, di quella perdita, a seconda dell'entità, si devono prendere delle decisioni. In pratica, per quanto riguarda le società, per le società per azioni, è l'articolo 2446 e 2447 il codice civile. Questi articoli stabiliscono che il 2446, se la perdita è superiore a oltre un terzo del capitale sociale, devono essere prese delle decisioni, vale a dire l'organo amministrativo deve monitorare questa perdita e entro l'esercizio successivo la deve ridurre almeno al terzo del capitale sociale. Se invece la perdita supera il terzo del capitale sociale, ma addirittura intacca il limite legale di capitale sociale, che per le SPA è 50.000 euro, quindi in virtù della perdita il capitale scende al di sotto i 50.000 euro, gli effetti le contromosse da prendere sono ancora più drastiche, perché si deve assolutamente convocare l'assemblea, il codice civile dice senza indugio, per determinare la riduzione del capitale sociale fino a concorrenza della perdita e poi la ricapitalizzazione, l'aumento almeno al limite previsto dalla legge. Questo per quanto riguarda le SPA. Le SRL invece stessa cosa, nel caso di perdite gli articoli sono il 2482 bis e il 2482 ter, che rispettivamente disciplinano le perdite oltre il terzo del capitale sociale e le perdite oltre il terzo del capitale sociale che lo hanno ridotto al di sotto del minimo legale, che per le SRL è 10.000 euro. Diciamo che nel momento in cui si verificano queste condizioni, gli amministratori, l'organo amministrativo, il consiglio di sorveglianza, piuttosto che il collegio sindacale, se c'è l'organo di controllo, devono prendere le decisioni stabilite dal codice civile. È chiaro che in una situazione di emergenza come quella appena trascorsa, per l'esercizio 2020, saranno tantissime le società che chiuderanno i bilanci in perdita e allora il legislatore ha pensato in effetti di porre un freno a questa situazione e con il decreto liquidità, il DL 23/2020 dell'anno scorso, ha stabilito che nel caso di bilanci in perdita non si attuano le disposizioni del codice civile, cioè rimangono sospese. In un primo momento si era preso atto di questa decisione, ma non si sapeva cosa fare, come comportarsi. Poi è intervenuta in soccorso la legge, la finanziaria, cosiddetta legge di bilancio, la legge 178 del 2020, del 30 dicembre 2020, la legge di bilancio per il 2021, e ha fatto chiarezza. In effetti non si applicano questi articoli, la perdita rimane congelata per 5 anni, le decisioni verranno prese dall'assemblea che approverà il bilancio il 31 dicembre 2025. Quindi al bilancio del quinto anno successivo all'esercizio 2020. A questo punto è chiaro che ordinariamente l'assemblea viene convocata nei 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, le decisioni in base a queste perdite saranno prese dall'assemblea che approverà il bilancio 2025, quindi nei primi mesi del 2026.
Chiaramente da tutta questa situazione sono più penalizzate le aziende che hanno costi fissi elevati, evidentemente, che non solo hanno subito la perdita di fatturato, ma devono comunque sopportare questi costi. Mentre è inutile nasconderselo, ci saranno aziende che avranno beneficiato di questa pandemia, diciamo di questo evento straordinario che si è verificato. Basti pensare per esempio alle aziende che operano nel settore medico, piuttosto che alle aziende che operano nel settore della sanificazione o anche nel settore del commercio online, che di molto si è incrementato a livello di fatturato. A questo punto c'è da dire che è necessario, per quanto riguarda i bilanci chiusi in perdita per le perdite del 2020, la legge di bilancio appunto stabilisce anche che è vero non si applicano gli articoli 2446 e 47 per l'SPA e 2482 bis e ter per l'SRL, ma è anche vero però che queste misure poi dovranno essere prese ovviamente entro il quinto anno successivo. Per cui le perdite devono essere, come dire, evidenziate bene in bilancio, devono essere collocate distintamente dagli altri e quindi si deve dare specifica informazione nel bilancio in maniera separata rispetto alle altre voci. A questo punto mi viene solo da fare una considerazione. Per esempio, se prendiamo in considerazione appunto il bilancio delle microimprese, che sono quelle imprese che se hanno certi parametri possono redigere un bilancio, diciamo, ridimensionato, solo il conto economico, per intenderci lo stato patrimoniale, senza nota integrativa. Non manca tutta la parte descrittiva. Queste sono per esempio le piccole società che non devono superare 2 dei seguenti limiti in 2 anni, cioè 175.000 euro di attivo di stato patrimoniale, 375.000 euro di ricavi oppure massimo 5 dipendenti. Se non superano 2 dei seguenti limiti in 2 anni possono adottare il bilancio abbreviato. In questo caso si pone il problema come evidenziare in bilancio la perdita del 2020, considerato che non c'è l'obbligo di evidenziarla. Io penso che sarebbe opportuno in questi casi, comunque anche se la normativa non lo impone, di evidenziarla, di dare specifica informazione in bilancio dicendo che si tratta di una perdita del 2020 che scaturisce da eventi eccezionali.